Cari amici, prepariamo sugo-cui, semola di grano duro, acqua, sale e lievito naturale. Impastiamo e lavoriamo bene il panetto sul piano di lavoro, fino a quando diventa bianco. Prepariamo le pezzature come di nostro gradimento, può essere da 250, 300, 350 all'uno. Prepariamo la forma allungandolo con le mani e anche con il mattarello e in mezzo mettiamo tanta semola. Facciamo dei tagli con il coltello dalla larghezza che più vi piace. Continuiamo con tutti gli altri e li mettiamo a lievitare nel canestro. Vi ricordo che il piano di lavoro deve essere sempre ben pulito dalla semola. La semola ha lo scopo di non far appiccicare le parti del pane, in modo che poi in cottura la parte di su si alza. Trovate la ricetta sotto in didascalia, invece nel mio canale YouTube trovate il video dedicato proprio a questo formato di pane.